Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, buone feste a tutti. Continua il nostro giro attraverso i presepi del territorio che vi invitiamo sempre a visitare. Quest'oggi presepe particolare, siamo all'aperto, siamo a Cairano San Marco, siamo in via Cornero. Con noi Mario Visentin, che è uno dei componenti del gruppo che fa questo bellissimo presepe. Raccontaci un attimino, innanzitutto buone feste Mario, ben ritrovato. Grazie anche a te. Raccontaci un attimino. Beh, questo presepio qua ormai è qualche anno che lo facciamo, è fatto tutto con cose riciclate, con tutte cose trovate qua in zona, qua nelle case vecchie. L'occasione per farlo è anche per i bambini che ormai non si ricordano più cos'è un presepio, così anche i bambini che vengono a casa da scuola, che passano di qua, mi chiedono cosa stai facendo, perché, ora che bello, a casa non lo facciamo. È un po' una soddisfazione anche per loro per fare questo presepio, insomma, che si ricordino un po' che è nato il giorno di Natale. Mario, un presepe particolare perché è fatto con materiale povero. Sì, queste qua sono tutte cose riciclate, trovate qua in zona, sono sassi qua dei nostri campi, raccolti uno per uno, e anche le pietre erano una casa vecchia, gli alberi sono vecchi, sono tutte cose riciclate. Fra poco festeggeremo la fine dell'anno e l'inizio del 2025, a te raccontare e dire, perché è un presepe aperto, quali sono gli orari, ma sappiamo che chiunque può passare. Questo presepio è qui è in fianco alla strada, quindi chiunque passa lo trova sempre, di giorno e di notte, perché di sera è illuminato, quindi è bello anche di sera vederlo. Quindi carissimi amici, venite qui in via Cornaro a Cairano San Marco. Mario è felicissimo di accogliervi, di farvi vedere questa bellissima opera d'arte. Io e Mario adesso ci stacchiamo, ci andremo a preparare perché fra poche ore finirà il 2024 e inizierà il 2025. Vi facciamo insieme gli auguri di buone feste e di un buon 2025, vero Mario? Buone feste a tutti quanti, buon Natale che anche se è passato, e buon anno per il 25, che sia un anno di pace e di serenità per tutti. Noi ci vediamo domani 1° gennaio e vi invitiamo a visitare tutti i presepi del territorio, perché come Mario tutti i presepi sono fatti da persone che rubano il tempo alla propria famiglia per creare delle opere d'arte come quella che abbiamo qua dietro, per dedicarle a tutte voi che girate e visitate i nostri territori. Grazie mille ancora e buone feste. Buone feste e grazie a tutti.